per la riflessione per tutti noi, cercando di selezionarle tra quelle che sono le fonti di stampa dei media, per avere anche una sensazione di quello che ci circonda, di ciò che si muove intorno a noi, in maniera tale che ciascuno di noi, attraverso le notizie o anche attraverso i commenti, possa elaborare un proprio pensiero, confrontarsi, cercare di capire e cercare di farsi un'idea più precisa di ciò che accade e sta accadendo intorno a noi, dentro di noi, tra di noi. In ogni caso, prima pagina dell'ANSA e poi vediamo di fornire appunto alcuni di questi spunti di riflessione, oltre che alcune notizie oggettivamente interpretabili come tali. Poi ci sono numerosi commenti anche sui giornali di questi giorni, e anche quelli costituiscono, anche quando non rispecchiano magari l'opinione di ciascuno di noi o della maggior parte o comunque di chiunque sia all'ascolto, ciascuno individualmente ha le proprie opinioni, ma se le forma anche nel confronto con le notizie e con le opinioni altrui. E intanto dicevo, cerchiamo di offrire il panorama più vasto o quello possibilmente più utile, e naturalmente questo implica una chiave di lettura individuale, che in questo caso è quella che opera colui che cerca di fornirle le cose, cioè in questo caso io come giornalista, però cerco di fare un lavoro che possa essere utile per tutti. Questo è un po' lo spirito di queste trasmissioni, un po' costruite all'impronta e al momento, perché giorno per giorno cerchiamo di cogliere gli stimoli che ci vengono attraverso i mezzi di stampa, attraverso internet, attraverso le sollecitazioni che possono essere utili alla nostra riflessione, a nutrire il nostro pensiero, la nostra riflessione e conseguentemente anche la nostra azione per quello che è possibile. Intanto, dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, il Premier a Strasburgo, il Presidente del Consiglio italiano, Renzi, chiude il semestre di presidenza dell'Unione Europea a guida italiana. L'Europa cambi o sarà fanalino di coda del mondo, ha detto Renzi. I nemici non cambieranno il nostro modo di vivere. E poi sentiremo il commento di Matteo Salvini alle parole di Renzi alla fine di Onda Libera, subito dopo, così avete direttamente anche il flash sull'attualità. Sul primo titolo di pagina 1 dell'ANSA di stamani. Il nostro modo di vivere cambierà? No, dice Renzi. I nemici non lo cambieranno, a proposito degli attacchi a Parigi. Un saluto a Napolitano, convinto europeista, ha detto Renzi, che in queste ore lascerà l'incarico. Dopodiché l'ANSA si occupa ancora della caccia ai 6 terroristi in Francia e Charlie Hebdo che esce con vignette su Maometto. Domani il giornale satirico uscirà in 16 lingue con una tiratura di 3 milioni di copie contro le 60.000 normali. La terza notizia è quella che abbiamo dato anche stamani: il comando statunitense di Tampa in Florida torna su Twitter dopo l'attacco, il cyberattacco da lo Stato Islamico. Soldati americani, stiamo arrivando, guardatevi le spalle, firmato ISIS, Stato Islamico. L'incidente ha creato non poco imbarazzo al Pentagono, anche perché gli hacker hanno alterato anche il profilo YouTube del CENTCOM, del comando militare americano di Tampa in Florida, che coordina le operazioni in Medio Oriente e Afghanistan, con l'inserimento di 2 video di propaganda pro-ISIS. Mentre il ministro dell'Interno Alfano ha detto che non risulta che il Vaticano sia il prossimo obiettivo dello Stato Islamico. Queste, per estrema sintesi, le notizie di prima pagina dell'ANSA di stamani. E adesso veniamo a un'altra notizia. Partiamo dalla Germania, ma poi torniamo immediatamente ad altre questioni. La notizia che viene dalla Germania è quella un atto importante della cancelliera Angela Merkel, che sfila con i musulmani, in contrapposizione al movimento Pegida, il movimento per una riaffermazione dei propri valori e soprattutto contro l'islamizzazione dell'Occidente. Un movimento che è cresciuto di adepti e di simpatizzanti a Dresda, ma anche sono cresciute le persone, il numero delle persone, è cresciuto il numero delle persone che si oppongono a questo movimento anti-islamizzazione, compresa la cancelliera tedesca. Manifestano per Charlie, ma sono Pegida, scrive per esempio oggi il quotidiano nazionale, dando notizia di quanto avviene a Berlino. Manifestano per il settimanale satirico francese, però sono Pegida, cioè il movimento contro l'islamizzazione dell'Occidente, che è sorto appunto a Dresda e che, stando alle notizie che abbiamo avuto nelle settimane scorse, ha visto crescere i propri simpatizzanti, soprattutto in quelle che erano le regioni, i Länder, gli stati della ex Germania dell'Est. La ex Germania comunista sarebbe molto più anti-islamica, per così dire, della Germania Ovest, della ex Germania Ovest. Lanciano una specie di contromotto alla manifestazione di Parigi. Noi siamo Dresda, siamo Germania, siamo Europa.
Il braccio segnato a lutto per le vittime di Parigi. I cosiddetti patrioti europei di Pegida, il movimento appunto nato in Germania, a Dresda per la precisione contro l'islamizzazione dell'Occidente, non hanno rinunciato a sfilare per le strade contro il pericolo dell'islamizzazione dell'Occidente, nonostante diversi politici tedeschi avessero chiesto al movimento di astenersi, hanno chiesto a Pegida non manifestate. Fra le polemiche, i tedeschi dunque si dividono fra coloro che attaccano l'Islam in casa e tutti coloro che oggi, con la cancelliera Merkel e con il presidente federale Gauck, parteciperanno, proprio nella giornata odierna, a una manifestazione promossa da associazioni musulmane a Berlino per la tolleranza e per dire che con l'Islam la violenza non è possibile. L'Islam appartiene alla Germania, è stata anzi la frase della cancelliera tedesca Merkel. Vogliamo convivere pacificamente con i musulmani e alla manifestazione daremo questo segnale, ha detto ieri in conferenza stampa Angela Merkel, insieme al premier turco Davutoglu, naturalmente in relazione al fatto anche che la presenza di cittadini turchi in Germania è molto molto numerosa storicamente e anche attualmente. Alla manifestazione berlinese è atteso anche un discorso del presidente della Repubblica Federale Tedesca Gauck. È pura ipocrisia, ha detto il ministro della giustizia Heiko Maas a proposito delle marce anti-Islam di ieri del movimento Pegida. È pura ipocrisia che Pegida manifesti per le vittime di Charlie Hebdo. E diversi erano stati anche i politici a rivolgere un appello al movimento Pegida perché evitasse di sfilare, ma il movimento ha sfilato comunque. Su manifesti una Merkel col velo, attacchi alla stampa codarda e qualche Je suis Charlie. Questo in Germania, poi ripeto, ognuno lo interpreta un po' come vuole. E adesso vi segnalerei anche due articoli, uno dal quotidiano Il Tempo di Roma, l'altro dalla prima pagina di Libero, a proposito di quello che è il parere, come dire così, diffuso, il parere non diffuso, ma comunque quali sono alcuni pareri che sono stati raccolti dalla base della comunità islamica in Francia e in Italia. In Italia, a Roma, anzi per la precisione, il parere lo raccoglie Francesca Musacchio per il quotidiano romano Il Tempo. Il Tempo è andato a farsi un giro fra le moschee semi-clandestine di Roma. Charlie Hebdo se l'è cercata, non si insulta Maometto. Gli imam fanno spallucce e leggono il Corano, scrive il quotidiano romano, diretto da Gianmarco Chiocci. Le dichiarazioni sono sconcertanti, scrive la giornalista del Tempo di Roma Francesca Musacchio. Gli imam delle moschee minori e semiclandestine di Roma sminuiscono la portata degli attentati di Parigi, mostrano un'apparente solidarietà nei confronti dei francesi, ma non vogliono approfondire l'argomento del califfato e dello Stato islamico. Non si spingono in giudizi apertamente critici, anzi, tutto sommato quello che è accaduto nella sede del giornale Charlie Hebdo e nel supermercato Hyper Kasher, supermercato ebraico, è quasi normale, secondo loro. Un viaggio, dunque, quello compiuto dalla giornalista del quotidiano Il Tempo, Francesca Musacchio, un viaggio lungo una mattinata tra le vie dei quartieri periferici come Centocelle e Tor Pignattara, due delle zone inflazionate dagli immigrati e da luoghi di culto, moschee, non autorizzati. Camuffati con abiti simili a quelli usati dai fedeli musulmani e accompagnati dalle persone giuste, siamo entrati e usciti dalle piccole moschee periferiche, racconta l'inviata del quotidiano Il Tempo, tra marocchini, egiziani, bengalesi e siriani. Li abbiamo sentiti parlare tra di loro, abbiamo assistito al sermone e ci siamo mescolati alla preghiera. Gli attentati di Parigi e le vignette satiriche di Charlie Hebdo non sono mai stati oggetto di dialogo fra gli frequentatori, diciamo così, delle moschee semiclandestine di Roma. Gli attentati di Parigi, dunque, e le vignette satiriche e la strage di Charlie Hebdo, non se ne parla. Nessuna ferma condanna per quanto accaduto davanti ai fedeli, si è preferito parlare della grandezza del profeta Maometto e leggere i versi del Corano invocando Allah. L'ISIS, il terrorismo, i jihadisti, la morte di tante persone in Francia non hanno creato certo sconcerto. Non si può offendere il nome di Maometto, spiega l'imam di una moschea a Tor Pignattara, Roma, quando proviamo a intavolare l'argomento con l'aiuto del nostro complice, racconta l'inviata del quotidiano Il Tempo.
Allora il direttore di Charlie Hebdo e i vignettisti hanno meritato di morire? Se la sono cercata? E i morti nel negozio kosher? Anche loro, in quanto ebrei, hanno meritato questa fine? Anche a queste domande i musulmani di Tor Pignatara hanno risposto stringendo le spalle. Non sanno che siamo giornalisti e quindi non hanno la necessità di proporre risposte politicamente corrette. Nascosta dietro il chador, racconta Francesca Musacchio sul quotidiano romano Il Tempo, prosegue il mio viaggio. A Centocelle la situazione non cambia. Non ci avviciniamo alle moschee più grandi e più conosciute. Cerchiamo quelle nascoste. Entriamo anche nei negozi di alimentari gestiti da arabi e il nostro accompagnatore prova a tirar fuori l'argomento della strage di Parigi. Noi siamo per la restituzione all'Islam dei territori sottratti, dice un commerciante tunisino mentre incarta il pane e le mergue. Ribadiscono la propria posizione di aperto sostegno alle lotte palestinesi in chiave antiebraica e ritengono che gli attentatori abbiano apertamente dimostrato il coraggio e la determinazione che ogni vero musulmano dovrebbe avere. Poco distante incontriamo un altro imam, racconta ancora Francesca Musacchio sul quotidiano Il Tempo di Roma. La nostra guida saluta in arabo e dopo qualche chiacchiera prova a tornare sull'argomento. Ci sarà mai una convivenza pacifica tra Islam e Occidente? Chiede. In fondo noi siamo in casa loro e forse dovremmo adeguarsi e convivere pur mantenendo le nostre identità. A questa frase dell'accompagnatore della giornalista, l'imam scuote la testa. La convivenza pacifica con l'Occidente, dice l'imam, è possibile solo nel caso di una aperta accettazione dei crismi principali dell'Islam. Vale a dire che la pace è possibile soltanto se il resto del mondo aderisce alle regole che l'Islam vorrebbe dettare anche in Occidente. Quella che veniva considerata Dar al-Haqq, la casa del patto, nella quale i musulmani immigrati in Occidente e regolarizzati nella propria posizione giuridica non avrebbero dovuto colpire alcun obiettivo situato nel paese che li ha accolti, sembra scomparsa. È più forte invece la volontà di rivalsa nei confronti degli infedeli che ai loro occhi hanno demonizzato il vero Islam. Lasciamo anche questo imam e proseguiamo lungo il dedalo di vie che compone il quartiere di Centocelle. Incontriamo donne velate, uomini con la barba lunga come il profeta e i pantaloni corti alla caviglia così da non toccare terra. Poi ci spostiamo ancora più giù, nella periferia est della capitale. Qui arriviamo per la seconda preghiera del mattino e la moschea non è molto affollata. Entriamo, uomini da una parte e donne dall'altra, il sermone è simile agli altri. Della Francia e dei morti nessuno parla. Anche questo imam non esprime parole di condanna, anzi ammette che il califfato, dice, è una bella cosa. In tutta Roma, conclude l'inviata del quotidiano Il Tempo, Francesca Musacchio, in tutta Roma, dal centro alle periferie, perfino a ridosso del Vaticano, le moschee non autorizzate sono quasi 100, un fenomeno ormai in crescita inarrestabile che sta mutando il tessuto sociale di interi quartieri. Così Francesca Musacchio sul quotidiano Il Tempo, un viaggio tra le moschee semiclandestine di Roma con questo sconcertante resoconto. Più che sconcertante, mentre nelle scuole francesi gli islamici tifano il jihad, e questo è il pezzo di Mauro Zanoni in prima pagina su Libero. Nel 2008 al Festival di Cannes la Palma d'Oro se la aggiudicò un film, La Classe, Entre les Murs, diretto da Laurent Cantet, che raccontava la vita di François, un professore di francese in una scuola di banlieue. Da quest'anno le cosiddette ZEP, le zone di educazione prioritaria, introdotte nel 1981, sono state ribattezzate dall'attuale ministro dell'Educazione nazionale Najat Vallaud-Belkacem REP, cioè Rifondazione dell'Educazione Prioritaria. Ebbene, quel film, racconta Mauro Zanon, quel film che vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 2008 e che raccontava la storia di questo professore, la vita di François, raccontava appunto le vicende di questo insegnante, di questo docente in una scuola di banlieue, alle prese con una classe multietnica di 25 studenti quattordicenni, tutti chi più chi meno molto turbolenti, con una situazione familiare complicata, un passato a tinte fosche, ma in fondo, guarda un po', tutti dotati di un cuore buono.
Un film mediocre, scrive Mauro Zanon, che fu premiato e incensato da certa stampa solo perché c'erano uno a fianco all'altro gli ingredienti che entusiasmano certi intellettuali e i lodatori delle periferie arrabbiate ma belle per la loro diversità. Il romanticismo delle banlieue, il vivre ensemble, la mixité, il métissage, il multiculturalismo che funziona meglio dell'assimilazionismo, la ricchezza delle differenze di pelle e di nazionalità, lo studente francese e lo studente immigrato, la Francia, Black Blanc Beurre. Ma oggi il mito gauchista della scuola della diversità e della Francia multiculturalista è già finito. In realtà, scrive Zanon, non è mai iniziato o comunque è esistito solo al cinema e in alcuni libri, come appunto quello da cui è tratto il film La Classe, un libro scritto da François Begedot che nell'omonimo film interpreta il ruolo del professore. E in molte scuole, come quella in cui il giovane François si arrabatta per motivare i suoi alunni a interessarsi alla letteratura francese e ad arricchire il loro linguaggio, la frattura identitaria è sempre più ampia. La strage di Charlie Hebdo, scrive ancora Mauro Zanon, ha fatto solo riemergere le forti tensioni culturali e religiose che ribollono nelle periferie francesi e di cui le scuole sono i principali focolai. Come riporta Le Figaro, in un istituto di scuola elementare del Seine-Saint-Denis, dipartimento a nord di Parigi, dove la popolazione dominante è a maggioranza arabo-musulmana e noto ai più perché nel 2005 fu l'epicentro delle rivolte delle banlieue, più dell'80% degli alunni si è rifiutato di osservare il minuto di silenzio chiesto venerdì scorso dal Ministero dell'Educazione Nazionale francese in ricordo delle vittime dell'attentato terroristico. Sempre a Saint-Denis, al lycée Paul-Éluard, racconta Le Monde, pullulavano all'indomani dell'attacco terroristico i commenti tipo «se la sono cercata quelli di Charlie Hebdo», «hanno fatto bene i terroristi», e nella sala degli insegnanti è stato perfino trovato un pacco sospetto. In una scuola della periferia di Lille, un alunno musulmano di quatrième, la nostra scuola media, ha interrotto in questo modo il minuto di raccoglimento per i vignettisti e i poliziotti assassinati. «Ti faccio fuori col Kalashnikov», ha urlato all'indirizzo dell'insegnante. Alcuni professori hanno provato a chiedere ai loro alunni cosa ne pensavano, ricevendo risposte di questo tenore. «Madame, è possibile opporsi al minuto di silenzio? Io non voglio ricordare persone come quelle», ha detto un alunno di 11 anni in una scuola del 13° arrondissement di Parigi. All'obiezione fa eco un suo compagno, anch'egli musulmano. «Se la sono cercata, si raccoglie ciò che si semina a forza di provocare». Su Facebook, conclude Mauro Zanon, in prima pagina oggi su Libero, un insegnante di una scuola della banlieue parigina ha raccontato le difficoltà incontrate all'indomani della strage, quando si è trovata dinanzi ai suoi alunni musulmani. Fin dalle 8 di mattina, testimonia la giovane professoressa, sono stata accolta da commenti tipo «io sto con quelli che li hanno assassinati», ma la testimonianza più scioccante è quella di Pierre, insegnante in un liceo professionale della Val d'Oise, che ai microfoni di BFM TV ha raccontato il suo faccia a faccia. «I miei studenti musulmani», ha detto, «giustificano la strage all'unanimità, non tollerano alcun tipo di caricatura del profeta, non capiscono come si possano pubblicare caricature di Maometto e poi lamentarsi se queste persone vengono assassinate». Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto tutto questo e ora se ne sta comodo in città, perché sa fare una cosa meglio degli altri: parcheggiare! Panda Cross, il SUV tascabile. Fiat Panda. Oggi con la formula Eco-Free Panda GPL tua a 9.750 euro con clima, radio Bluetooth e ESC. Offerta valida fino al 31 gennaio. Salvo approvazione Sava. CAN 595 TAG 907. Info e condizioni su fiat.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Quest'anno vogliamo essere tutti più buoni, ma i prodotti Monge sono buoni da sempre e voi lo sapete bene.
Monge, le Sha e Special Dog sono alimenti naturali, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, crocchette con tanta carne fresca italiana e patè cotti a vapore con le migliori carni bianche. Una vera prelibatezza. E poi i prodotti Monge sono tutti cruelty free. Ecco il menù ideale per il vostro amico a quattro zampe. Monge, il cibo naturale per cani e gatti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sullo stesso tema del quale abbiamo parlato poco fa, c'è da segnalare anche l'inchiesta di Riccardo Pellicetti sul giornale di oggi, a pagina 3 del giornale di oggi, che si pone questo problema. Qual è il confine tra Islam moderato e Islam violento? Qual è il grado di verità di affermazioni fatte in pubblico rispetto a quelle che si fanno in moschea? L'inviata del Tempo che abbiamo citato prima, Francesca Musacchio, ci ha raccontato appunto ciò che si dice in moschea. È andata la giornalista del Tempo nell'articolo che abbiamo letto prima, non naturalmente come giornalista, è andata con un accompagnatore che parlava il lingua araba, che poteva essere scambiato per una persona qualunque, e anche lei si è abbigliata, diciamo così, all'araba, tra virgolette, e ha frequentato e ha girato le moschee della non ufficiali, non certo la grande moschea di Roma, ma insomma le moschee diffuse, quelle di base, diremmo così, sul territorio romano periferico, da Centocelle a Torpignattara, la periferia che poi è stata teatro di quegli scontri di cui c'è stata ampia testimonianza anche sui media qualche settimana fa, a proposito di convivenza con gli stranieri. Ma a prescindere da questo, il reportage, diciamo così, del quotidiano Il Tempo è piuttosto chiaro circa il fatto che magari in pubblico, quando ti chiamano in una trasmissione, dici una cosa, in moschea o in privato ne dici un'altra. E tra l'altro questo principio della dissimulazione, cioè dire qualcosa di gradito a chi ti ospita in pubblico e dire quello che pensi realmente in privato o in moschea, è una prescrizione coranica. La dissimulazione è una delle prescrizioni coraniche. È legittimo, diciamo, dissimulare nel momento in cui devi far trionfare la verità islamica, coranica, shariatica, chiamatela come volete. Qual è il confine tra Islam moderato e Islam violento? Si pone la domanda Riccardo Pellicetti sul giornale di oggi. La linea di demarcazione spesso non è facile da riconoscere per una mentalità occidentale, la nostra. Non si tratta di distinguere solo tra chi è terrorista e chi non lo è, ma di considerare anche chi, sebbene non faccia azioni criminali, predica la distruzione dell'Occidente e chi invece si batte per l'integrazione. Difficile distinguere, lo ammette perfino l'imam di Torino Abdellah Meknoune, presidente dell'Organizzazione Islamica del Mondo Arabo ed Europeo. Guardiamo alle comunità francesi, per esempio. Molti sono scesi in piazza a Parigi per manifestare solidarietà dopo l'attentato, ma alcuni condannano il terrorismo solo a parole e non col cuore. Sono ipocriti, dice Meknoune, il quale non ha dubbi, la vita è sacra, nel Corano è scritto chiaramente. E su questo si potrebbe discutere, perché non è così. Ad ogni modo, transeat. L'imam di Milano, il teologo Yahya Pallavicini, commenta, interpellato dal giornale di oggi: se vogliamo definirlo con una battuta, l'Islam è moderato. Se non è moderato, non è vero Islam. E questa è un'altra delle classiche affermazioni pubbliche. Pallavicini ci tiene ad abbattere i luoghi comuni. È inaccettabile, dice, che gli italiani siano definiti mafiosi. Allo stesso modo non si può generalizzare sui musulmani. I mafiosi sono criminali e lo sono pure questi sedicenti musulmani. L'imam di Milano, che è anche vicepresidente della comunità religiosa islamica d'Italia, fa un parallelo. Per esempio, Hamas non è Islam, ma un movimento che legittima l'uso della violenza per rivendicare un territorio. Confondere questi movimenti con l'Islam è come confondere la mafia con gli italiani. Questo dice l'imam Yahya Pallavicini, imam di Milano. Peraltro, allora cosa ci fa il Corano come testo base dello statuto di Hamas? Secondo gli esponenti del mondo islamico moderato, va anche difeso il diritto alla libertà di espressione, come quello di Charlie Hebdo di pubblicare le vignette satiriche. Criticare è un diritto, poi quello che conta è la legge dello Stato, che va rispettata, dice ancora Meknoune, Abdellah Meknoune, presidente dell'Organizzazione Islamica Mondo Arabo Europeo a Torino, imam a Torino. La cosa bella della civiltà occidentale, dice ancora Meknoune, è che siamo liberi di esprimerci e di criticare, però il diritto di critica non significa uccidere un giornalista, capirai? Questa libertà è una conquista della nostra società e io, come musulmano europeo, sento che bisogna difenderla.
Non tutti i religiosi islamici la pensano così, scrive Pellicetti. Solo pochi mesi fa numerosi imam si sono distinti nel predicare odio in Italia, a cominciare da Abdelbar al-Raudi, imam di San Donà di Piave, Venezia, che è stato espulso lo scorso agosto dal ministro dell'Interno perché considerato pericolo per la sicurezza nazionale. Allah porta su di loro ciò che ci renderà felici, contali uno a uno, uccidili fino all'ultimo, non risparmiare uno solo di loro. Erano le parole del sermone del venerdì nel quale l'imam incitava a sterminare gli ebrei. E poi il giornale ricorda il super citato imam bosniaco Bilal Bosnic, il quale lanciava appelli in rete ai giovani musulmani per unirsi allo Stato islamico. Ha predicato in tutta Europa, ha tenuto i suoi sermoni anche a Cremona, Bergamo e Pordenone. Tornerò in Italia, proclamava a fine agosto, per parlare di guerra santa e cercare finanziamenti. Conquisteremo il Vaticano. Il giornalista americano Foley era una spia, uccidere in alcuni casi è giustificato. Il 4 settembre è stato arrestato. E non dimentichiamo l'imam di Cinisello Balsamo, nel milanese, Usama El Santawi, telepredicatore che inneggiava i combattenti italiani nelle file del jihad. Moderati e integralisti, conclude Riccardo Pellicetti su Il Giornale. Due mondi diversi, quasi opposti uno all'altro, eppure entrambi traggono ispirazione dal Corano. Chi ne è il vero interprete? Così il giornale conclude questa inchiesta, diciamo così, per quanto un po' claudicante, zoppicante, però il tema che pone è questo qui. Si può ammettere che in pubblico si dica una cosa, in moschea in privato un'altra? La legittimazione, a dire il vero, è coranica. Poi ciascuno può volgere l'inchiesta e la questione e la domanda un po' come gli pare. Solo ad autori francesi per gli stacchi musicali. Intanto è da segnalare anche un interessante articolo pubblicato oggi sul quotidiano Il Manifesto e firmato da Paolo Di Motoli sull'Islam e le carceri francesi, con le testimonianze e interviste di giovani detenuti per terrorismo. I paesaggi mentali del jihadista è il titolo dell'articolo, che parte dalla ricerca di un sociologo franco-persiano, Farhad Koroshkavar, che è direttore di ricerca dell'Istituto Studi di Scienze Sociali di Parigi. Assieme al sociologo britannico Jim Beckford, Koroshkavar ha svolto negli scorsi anni una ricerca comparativa sui musulmani in carcere tra Francia e Gran Bretagna. Dal corpus di testimonianze l'autore ha estratto 15 interviste in profondità a giovani rinchiusi nelle carceri francesi per crimini legati ad attività terroristiche. Questi 15 giovani hanno accettato di essere intervistati fornendo un documento utile per comprendere la soggettività e, per così dire, il paesaggio mentale di un islamista radicale che solitamente scompare per lasciar spazio al terrorista. Le interviste sono pubblicate in un testo edito da Grasset e intitolato Quand Al-Qaïda parle, quando parla Al-Qaïda. La totalità degli intervistati è ossessionata da una questione, la depravazione morale dell'Occidente. L'omosessualità è vista come espressione di bestialità e di disumanizzazione e le donne occidentali che osano trasgredire le regole fissate da Allah sono considerate impudiche e anche il matrimonio nel contesto occidentale perde il suo valore vincolante. Questa corruzione morale dell'Occidente rende irrecuperabili gli occidentali e l'unica soluzione è la guerra. La guerra perché questi occidentali, dicono gli intervistati, sono contro natura. Tra l'altro, se avete visto, l'avrete visto di sicuro, il discorso che fa questo Koulibaly, l'attentatore francese del supermercato kosher, si rimane lì davanti a certe affermazioni
così apodittiche e paradossalmente sembrano in una persona giovane che vive a Parigi, non certo in una realtà lontana dal progresso, dalla modernità, dalla normalità, mettiamola così, anche la normalità che magari ci piace di meno, però non è quello il punto. Sembrano affermazioni che vengono da altre epoche, assurde, apodittiche, dogmatiche, incredibili per una mentalità come la nostra. Però la mentalità è questa, ci racconta anche questa ricerca quando parla Al-Qaeda, ricerca di 2 sociologi, uno franco-persiano, Farhad Khoroshkhavar, l'altro Jim Beckford, britannico, che hanno svolto fra Francia e Gran Bretagna questa ricerca su una serie di detenuti, di giovani detenuti per terrorismo. Dunque la società occidentale è corrotta e la corruzione morale rende gli occidentali irrecuperabili. Quando uno è irrecuperabile, cosa fai? Lo dicono loro, gli intervistati. L'unica soluzione è la guerra contro coloro che sono contro natura, perché noi occidentali siamo contro natura agli occhi di chi la pensa così, naturalmente poi fa scelte di carattere bellico, jihadista, bellicoso, terroristico. La scelta di questi terroristi, scrive il quotidiano Il Manifesto, non viene da un deficit di modernità. Infatti c'è il rapper, c'è quello perfettamente a suo agio nella vita parigina, insomma, a suo agio per carità, con tutte le difficoltà che può vivere anche un povero francese, naturalmente, non è quello il punto, povertà o ricchezza o via dicendo. Il punto è apparentemente sono moderni, integrati. C'è quel ragazzo di Vobarno, il cui abbiamo trasmesso le cui parole abbiamo trasmesso la scorsa settimana, intervistato dall'inviata di servizio pubblico di Michele Santoro, il quale è ipermoderno, parla un perfetto italiano, è un rapper, ha la maglietta con scritto in inglese l'hashtag happy, felice, e poi dice a un certo punto alla domanda della giornalista, la domanda che incalza, o meglio la giornalista che incalza e arriva alla domanda chiave, perché questo ragazzo marocchino, andatevi sul sito di servizio pubblico, la trasmissione di giovedì scorso, potete rivederlo, questo ragazzo a un certo punto dice, ma insomma un mio amico è partito per fare il jihad là in Siria, tornando voleva fare un attentato, questione di metodo, può essere giusto, può essere sbagliato, io sul punto specifico non sono d'accordo, però la sua causa era quella giusta. E la giornalista domanda, ma qual è sta causa giusta? Andare là, decapitare, eccetera? Dice no, la causa giusta fondamentale è la diffusione dell'Islam in tutto il mondo, che in bocca a uno che appunto è un rapper, è pienamente integrato in Italia, o almeno apparentemente sembra, c'ha la maglietta con l'hashtag happy e via dicendo, suona stranissima, però è così e uno deve prenderne atto, come hanno preso atto i 2 sociologi facendo questa ricerca. È la corruzione morale che rende gli occidentali irrecuperabili e quindi la soluzione è la guerra contro questi occidentali, cioè noi, che sono contro natura. La scelta di questi terroristi dunque non viene da una mancanza, da un deficit di modernità, ma da una sovraesposizione all'Occidente, ed è il frutto di una reazione che fa seguito a rigetto, umiliazione, perdita di onore. Tale è il vissuto di questi soggetti. Gli intervistati parlano almeno 3 lingue, non vengono dalle caverne. Questi fattori non bastano a fornire una spiegazione del fenomeno che si scatena soltanto dopo un contatto dei militanti con reti organizzative e leader carismatici in grado di assoldare soldo e di indottrinare i terroristi. Gli scienziati sociali che si sono avvicinati al fenomeno dei martiri o del terrorismo di matrice islamica ci aiutano a non cadere nell'errore di spiegazioni monocausali, scrive il manifesto, cioè non c'è una causa sola. Non basta appellarsi ai valori guerreschi presenti nell'Islam o alla povertà o al desiderio di vendetta per le guerre occidentali. Questi fattori vengono messi tutti in campo, sono in relazione tra loro e poi c'è quel quid in più che accende la miccia. La percezione di subire umiliazioni è una delle cause che hanno spinto gli intervistati a diventare jihadisti. Nel testo sono elencati 3 tipi di umiliazioni: l'umiliazione corporale, l'umiliazione per procura e l'umiliazione che si infligge. L'umiliazione corporale è quella che subiscono i palestinesi ai checkpoints israeliani, e questo è un discorso che però viene poi vissuto, diciamo, e interpretato e utilizzato da chi sta in Occidente, in Francia e in Gran Bretagna, e quelle umiliazioni non le subisce. Poi c'è l'umiliazione inflitta dai soldati russi ai giovani ceceni o dai poliziotti, in questo caso ai giovani delle banlieue. Quando soldati o poliziotti perquisiscono una casa e costringono le donne che vi abitano a esporsi senza velo, il pudore islamico, nella mentalità di questi intervistati detenuti per terrorismo, viene offeso. L'umiliazione per procura è la trasposizione immaginaria
operata da islamici che vivono in Occidente, di sventure capitate a musulmani in altre parti del mondo come Palestina o Iraq. L'odio per gli ebrei israeliani viene così trasferito su tutti i francesi, in particolare se ebrei, che opprimerebbero i giovani magrebini delle periferie. Esiste insomma un ebreo immaginario considerato occidentale per eccellenza e alleato degli Stati Uniti contro l'Islam. Il terzo tipo di umiliazione è quella inflitta ai non musulmani e vede l'Islam capace di annichilire l'Occidente con la sua forza. Laddove il cristianesimo arretra, avanza l'Islam, nell'opinione di questi giovani detenuti fra Francia e Gran Bretagna per terrorismo. In questa visione c'è una legittimazione dell'imperialismo islamico che prevede un diritto all'espansione. Il sociologo franco-persiano Khosrow Kavar fornisce poi un'interessante classificazione degli islamisti. Chi aderisce al terrorismo islamista può essere inserito in 4 categorie. L'islamo nichilista, dice il sociologo, l'islamo pletorico, l'islamo individualista e l'islamo fondamentalista. Alla prima figura, l'islamo nichilista, corrisponde il ritratto di Mohamed Bouyeri, l'omicida del regista olandese Theo van Gogh. Si tratta di figure che trovano nella religione una risposta a uno stato di profondo malessere, giovani oggetto di esclusione economico-sociale, sono mossi dall'umiliazione, dalla negazione di dignità, conoscono anche poco l'Islam, vivono in comunità destrutturate fuori dai modelli di riferimento politici e religiosi della stessa famiglia di provenienza. L'islamo pletorico conosce l'Islam e attribuisce significato religioso a ogni azione della propria giornata. Questi uomini hanno autorevolezza, possono richiamarsi al Corano e alla Sunna e diventano leader. La loro visione si nutre di odio verso l'Occidente corrotto e decadente e volontà di affermazione dell'Islam anche in terre non musulmane. Gli attentatori dell'11 settembre corrispondono a questo ritratto. Poi c'è, nella classificazione del sociologo franco-persiano, direttore dell'Istituto di Scienze Sociali di Parigi e autore con il sociologo britannico Beckford di questa ricerca, Quando parla Al-Qaeda, interviste e testimonianze a giovani detenuti per terrorismo in Francia e Gran Bretagna, c'è l'islamo individualista che pone se stesso prima della causa, rifiuta il modello di integrazione universale francese, in questo caso, al cui viene preferito quello anglosassone, che riconosce agli individui diritti religiosi. La cittadinanza francese rappresenta per lui la negazione dell'individualità. Infine c'è l'islamo fondamentalista, un individuo che reagisce al malcontento rifugiandosi in gruppi neocomunitari con strutture settarie e ferme nei loro convincimenti religiosi. Queste organizzazioni sono dette neotradizionaliste e rispondono a gruppi legati alla fratellanza musulmana, ai fratelli musulmani. Secondo l'autore sono un argine contro il terrorismo, ma sono portatori comunque di proposte non compatibili con il diritto occidentale. Così sul manifesto. È sempre il manifesto, nella pagina di cronaca degli esteri, dà notizia dell'espansione di Boko Haram che sta minacciando, anzi ha già attaccato in Camerun, una base militare come bersaglio. Il presidente del Camerun lancia il suo appello al mondo: attenzione, la minaccia è globale, dice il presidente del Camerun. Il gruppo islamista nigeriano di Boko Haram, che tradotto significa l'educazione occidentale è peccato, sconfina di nuovo dopo gli attacchi a Niger e Ciad, costringendo al martirio bambine di 10 anni. La base militare di Kolofata, nel nord-ovest del Camerun, è stata attaccata ieri dai miliziani di Boko Haram. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, dal ministro della comunicazione, portavoce del governo del Camerun, Issa Chiroma, circa tra i 200 e i 300 combattenti di Boko Haram sarebbero stati uccisi durante il raid. Citando fonti militari, un giornalista del posto ha riferito che un soldato camerunense è stato ucciso e un altro ferito durante gli scontri. In un video postato su YouTube, Abubakar Shekau, leader di Boko Haram, aveva minacciato di intensificare la violenza dopo che il Camerun ha inviato aerei da guerra a sostegno della lotta contro gli integralisti islamici nigeriani. L'attacco alla base militare camerunense segue quelli dello scorso fine settimana nel nord-est della Nigeria, dove sono stati 3 baby kamikaze gli attentatori che hanno sparso il terrore, a conferma di una nuova strategia che vede il coinvolgimento di donne e bambine tra le fila degli integralisti di Boko Haram. Domenica scorsa a indossare la cintura esplosiva e a farla esplodere
Sarebbero state 2 bambine di 10 anni, scrive il manifesto, dando conto di questo sconfinamento di Boko Haram che attacca in Camerun. Il presidente del Camerun parla giustamente di minaccia globale. Di Hector Berlioz. Intanto, a proposito di Parigi vale soltanto un selfie se la Sharia non diventa reato, è l'opinione espressa oggi in prima pagina su Libero da Franco Bechis, il quale sottolinea innanzitutto che a Parigi alla Grande Marcia non è che c'era tutto il mondo, non c'erano i leader di tutto il pianeta, non c'era Barack Obama, non c'era Vladimir Putin, non c'era il cinese Xi Jinping, non c'era la brasiliana Dilma Rousseff o il primo ministro indiano Narendra Modi.
Non c'era il mondo, visto che ne mancava più della metà, osserva Bechis, e l'Europa c'era, ma non è una sorpresa. A Parigi era richiesta una specialità tipica dei leader del vecchio continente: sfilare. Da François Hollande ad Angela Merkel, da Mariano Rajoy a Matteo Renzi, tutti bravissimi a sfilare e soprattutto a sfilarsi, attività su cui sembrano imbattibili, scrive Bechis. E infatti nemmeno un'ora dopo i selfie la parata di leader si è squagliata come peggio non sarebbe potuto accadere. Uno dei pochi capi di Stato extraeuropei, il leader israeliano Netanyahu, è corso in sinagoga per consigliare agli ebrei di Parigi di darsela a gambe levate. La loro sicurezza è più garantita a Gerusalemme o a Tel Aviv, anche in mezzo a 1000 intifade, piuttosto che dai balbettii dell'Europa di oggi. Capi e capetti del vecchio continente si sono invece messi a sproloquiare sulle modifiche, secondo loro necessarie, al Trattato di Schengen sulla libera circolazione degli europei. Un tema qualsiasi per dare un seguito ai selfie e che per fortuna resterà un titolo dei quotidiani del giorno dopo. Come deve avere intuito Renzi, che ha subito messo il veto se venissero chiuse le frontiere di Schengen, il solo paese a rimetterci, ha detto, sarebbe l'Italia. Profughi ed eventuali soldati del terrore continuerebbero ad arrivare sulle coste italiane come fino ad ora, ma non potrebbero poi passare i confini per ricongiungersi a famiglie e eventuali cellule in Francia, Germania o nell'Europa centrale. Bellissimi dunque quei selfie libertari della marcia di Parigi, ma visto che anche commozioni e indignazioni non durano all'infinito, più che di sfilate ci sarebbe bisogno di soluzioni. A differenza di altri attentati anche più sanguinosi del passato, nel caso di Parigi non sono necessarie tante indagini o dietrologie. L'olocausto di Charlie Hebdo e quello degli ebrei nel supermercato kosher sono stati spiegati e motivati quasi in diretta da chi li stava compiendo. Gli stragisti erano cittadini francesi addirittura nati lì. Non hanno dovuto attraversare alcuna frontiera prima di far correre il sangue. Sono stati convertiti all'Islam neanche giovanissimi e reclutati alla guerra santa da imam o pseudo-imam che si muovevano liberamente in Francia. Hanno potuto viaggiare ben oltre le frontiere di Schengen semplicemente utilizzando i loro passaporti e andando a scuola di guerra in Yemen, Iraq e Siria. Dopodiché erano perfino noti alla giustizia ordinaria oltre che ai servizi segreti. Erano già stati presi in azioni di minor conto. I loro passi nel terrore erano stati perfino raccontati in un'inchiesta televisiva del terzo canale della TV francese, ma il sistema giudiziario che li aveva presi in fallo li ha perdonati rapidamente, concedendo loro una seconda possibilità, e l'hanno utilizzata alla grande, per cui poi c'è la proposta di Bechis dopo la pubblicità. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante: il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a €9.550 e tasso zero. TAEC 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata: small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAEC 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. Vuoi iniziare il nuovo anno in bellezza? Con Vichy ti conviene. Oggi in farmacia acquista 2 prodotti viso Vichy. Il secondo lo paghi la metà. Buono sconto del 50% applicato sul prezzo praticato dal rivenditore sul prodotto meno caro. Operazione a premi valida dal 7 gennaio al 28 febbraio 2015. Regolamento integrale su Vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro l'energia è pulita,
e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Chiudiamo allora il ragionamento che fa Franco Bechis oggi in prima pagina su Libero, dicendo in sostanza erano noti alla giustizia, erano conosciuti quelli che hanno fatto le stragi a Parigi, non era così difficile avere un loro profilo esatto. Hanno compiuto le stragi per applicare in Francia la legge coranica e i suoi insegnamenti, la Sharia, la legge del taglione, che è nel codice penale di molti paesi islamici, tutto alla luce del sole, tutto quello che è avvenuto in Francia. E non sarebbe dunque difficile trovare antidoti per cercare di non farlo ripetere. L'antidoto, secondo Bechis, è trasformare la Sharia in un reato e adottare una serie di misure legislative repressive e anche limitatrici delle libertà come quelle prese in Italia all'epoca del terrorismo. Chi lo sa se questa è una soluzione concreta, importante o meno. Comunque la proposta che fa Bechis in prima pagina sul Libero. Dopodiché invece il Fatto Quotidiano torna più alla cronaca, per così dire, con il racconto di come un'italiana, 27enne, nativa di Torre del Greco, trasferitasi nel milanese ad Inzago, Maria, il suo nome, Maria Giulia Sergio, sia diventata Fatima l'integralista, da Inzago al Jihad, un viaggio tra parenti, amici e compaesani della ragazza partita per la Siria. La mamma dice non è una terrorista, ma è ritenuta arruolata nel braccio armato dell'ISIS, dello Stato Islamico. Su un sito, testimonianze di italiani convertiti, ieri il profilo Facebook del blog ha condiviso l'ultima foto della ragazza e una scritta: ha voluto Allah. Questo per quanto riguarda l'italiana dedita al jihad, ma tra le sensibilità culturali, insomma tutto ciò che ci circonda, di cui parlavamo prima, per avere contezza, per avere conoscenza anche di quali sono gli spiriti, gli umori delle agenzie culturali, chiamiamole così con linguaggio sociologico, di questo paese e delle sensibilità culturali, religiose, politiche di questo paese, non si può trascurare di guardare anche le prime pagine di due quotidiani oggi. Il primo è Avvenire. Avvenire punta tutte le sue carte sull'incontro, sul dialogo, sulla pace, sul discorso che ha fatto il Papa al corpo diplomatico dal Medio Oriente alla Nigeria. Nel discorso del Papa la denuncia dei focolai di crisi e della causa che ne è alla base. La causa, dice il Papa, è il rifiuto dell'altro. Questo rifiuto dell'altro finisce per disgregare la società, generando violenza e morte, come nella tragica strage avvenuta in Francia. Richiamo all'accoglienza dei migranti, ha ribadito il Papa, e alla tutela della famiglia e del lavoro. E poi ha parlato del riavvicinamento tra Stati Uniti e Cuba, esempio di dialogo che costruisce ponti. Talché Avvenire sintetizza il tutto con questo titolo in prima pagina: cultura dell'incontro, vera arma della pace. Adesso non vorrei essere troppo volgare, semplicistico o perfino idiota per qualcuno, però parlare di cultura dell'incontro forse non è tanto opportuno nel caso di gente che imbraccia un Kalashnikov. Prova a opporre la cultura dell'incontro a un Kalashnikov, vediamo come ti va a finire, per così dire. Comunque questo è il discorso del Papa al corpo diplomatico, col commento editoriale firmato da Alessandro Zaccuri, che se la prende addirittura con le fobie laiciste. Ora, che in questo quadro, in questi giorni, davanti a ciò che abbiamo tutti visto peraltro, si identifichi il nemico nel laico, la dice lunga per conto mio rispetto anche alla affinità più che alle diversità fra l'Islam e certe espressioni, diciamo così, di certi ambienti, giusto per usare degli eufemismi inutili, come quelli che fanno capolino in questa prima pagina di Avvenire. C'è chi come Umberto Eco lo ripete a ogni intervista, chi come Panebianco non esita a metterlo nero su bianco sul Corriere della Sera, cioè che la religione è alla base della strage di Parigi, scrive oggi l'editorialista di Avvenire, Alessandro Zaccuri.
in particolare l'Islam, in generale il monoteismo. Questa assurda pretesa di ridurre la molteplicità del reale e delle opinioni a una verità uniforme, unica e immutabile. E in nome di Dio, o parzialmente a tenua pane bianco di un pugno di dei, come ha scritto ieri un politologo sul Corriere, ci si è sempre combattuti, ci si è sempre uccisi, si è sempre dichiarata guerra. E i conflitti dell'antichità pagana non avevano la religione alla loro origine, si ribatte. E la soluzione finale nazista ai massacri comunisti? I totalitarismi, si obietta, sono forme estreme di monoteismo e estremamente secolarizzate. Analisi in apparenza raffinatissima, controbatte l'editorialista di Avvenire, che pure si adatta alla perfezione allo spartito di Imagine, dove già John Lennon invitava a sognare un mondo senza nazioni né religioni e quindi pacificato. Il cristiano ha le sue buone ragioni per dissentire. La prima è di natura teologica e riguarda quella zona oscura dell'umanità che Joseph Conrad definiva cuore di tenebra e la dottrina ha sempre indicato come peccato originale, un grumo di mistero rispetto al quale le fedi religiose sono semmai la soluzione, non il problema. Ma il credente ha un altro motivo per opporsi all'equazione monoteismo-violenza ed è di natura storica. Riguarda il cammino di purificazione che la Chiesa ha intrapreso nel corso del tempo e che Giovanni Paolo II volle portare a compimento con la richiesta di perdono alla vigilia del Giubileo del 2000, gesto all'epoca anche frainteso e contestato, ma che oggi si impone in tutta la sua lungimiranza. Proprio perché hanno sperimentato su di sé la colpa della violenza e ci hanno fatto i conti, i cristiani possono invitare gli altri credenti a non continuare a cadere nello stesso errore. È quanto ha fatto ancora ieri Papa Francesco, tornando a ribadire che questo nostro tempo, segnato da orrori e terrori, rimane il tempo della misericordia. Dopodiché il direttore di Avvenire risponde a un lettore raccontando del suo vespro, il lettore, con un'amica islamica, perché la morale della favola è che chi sa pregare sa farsi strumento di pace e la violenza dei fondamentalisti, nonché il disprezzo dei laicisti, sono figli di una stessa madre, la non accoglienza dell'altro e di uno stesso padre, lo scarto dall'idea di fraternità. Insomma, quelli là che hanno usato il Kalashnikov sono come questi intollerabili laici o laicisti, secondo quello che dicono i cattolici. I laicisti sono uguali, sostanzialmente, a quelli che imbracciano il Kalashnikov e sparano agli ebrei e sparano ai cittadini comuni e sequestrano le persone e gridano Allah è grande. La violenza dei fondamentalisti e il disprezzo dei laicisti sono figli di una stessa madre e di uno stesso padre. Io non commento perché sennò mi dovrebbero mettere in galera direttamente e non ho alcuna voglia di passare del tempo con un avvocato penalista, però questa doppia paginata di Avvenire è realmente stupenda e anche realmente indicativa, a dire il vero. Comunque, archiviamo il tutto, ma vi segnalo anche nelle pagine interne di Avvenire la pubblicazione del discorso pronunciato dal Papa in occasione degli auguri al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, quello che Avvenire ha riassunto, come abbiamo visto poco fa, in quei termini lì. C'è invece chi trova altre divinità, una divinità per uscire da questo pantano jihadista e da questa paura, condizionamento e via dicendo, una bella divinità, in questo caso certamente più laica o laicista come direbbero i cattolici di Avvenire, una bella divinità è l'Europa. Ma volete che non ci sia una soluzione? Per Bechis è il codice penale, per quelli di Avvenire è il dialogo e naturalmente il ripudio del laicismo, cioè se uno non è credente è per forza uguale a uno che imbraccia il Kalashnikov e va a sparare contro gli ebrei, naturalmente, perché quelli sono comunque quelli che hanno messo in croce Gesù Cristo, non dimentichiamolo mai, e contro i cittadini comuni, evidentemente. Ma poi ci sono anche divinità un po' più laicotte, diciamo così, laiciste, laiche, laicotte, laide, chiamatele come volete. L'Europa, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Per evitare i pericoli, per metterci al sicuro, dobbiamo dire che siamo tutti europei, infatti era pieno di bandiere europee a Parigi, come abbiamo potuto vedere tutti, e anche a Milano, nella manifestazione al Consolato Generale di Francia, era tutto un tripudio di bandiere dell'Unione Europea, con le loro belle stelline in campo blu. Non ce n'era manco una, c'erano bandiere francesi, naturalmente. In ogni caso, com'è che non ci abbiamo pensato prima? Siamo tutti europei, no? Siamo tutti Charlie Hebdo. Una nuova Europa contro il nuovo terrorismo. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano di Confindustria, del Sole 24 Ore.
con l'articolessa, come si dice in questi casi, non ho mai capito il perché, quando una roba è lunga, 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 la declinano al femminile. Qui urge un intervento della Boldrini per correggere questa perniciosa attitudine della stampa italiana a definire una roba lunga e sbrodolante al femminile, articolessa. Perché non articolone o articolesso al maschile? Comunque, maschile o femminile che sia, il direttore del Sole 24 Ore ci offre il suo pensiero su questa soluzione. Una nuova Europa contro il nuovo terrorismo. E vediamo cosa scrive Roberto Napoletano, allora in prima pagina sul quotidiano, che pur sempre rispecchia quello che è il mondo della Confindustria, dell'industria italiana, industria organizzata naturalmente, non l'industria diffusa, perché Confindustria è la crème de la crème. Non ci sono motivi seri, nuovi, per sentirsi sicuri rispetto al nuovo terrorismo, ma ci sono motivi seri per riaccendere la speranza e riflettere su quello che è successo domenica a Parigi. Ho davanti agli occhi il cartoncino di una bambina di 6-7 anni con su scritto «I cattivi non ci fanno paura». La grafia era la sua, una mamma e un papà ci hanno messo di certo del loro, ma il cartoncino parla da solo, parla al mondo, tocca i cuori, li apre alla vita. Matite blu, rosse, gialle, bianche, viola, matite europee, tante, matite cinesi, asiatiche, africane, piccole e grandi, gridano tutte insieme «Non abbiamo paura». C'è l'immagine di capi di Stato e di governo europei che camminano a braccetto e guardano al cielo. Significa tante cose quell'immagine, ci spiega il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Indica prima di tutto che si è consapevoli che si è colpita Parigi per colpire l'Europa e si deve rispondere tutti insieme. Hai la sensazione di leggere in quegli sguardi che si incrociano con quelli del premier israeliano Netanyahu e del presidente del Mali e di tanti altri leader non europei il segno fisico della resurrezione politica della grande addormentata, che parte dai valori primari e fondanti del cittadino europeo e della società europea, quali sono oggettivamente la sicurezza e la libertà. Insomma, in quella manifestazione di Parigi il Sole 24 Ore, il suo direttore, Roberto Napoletano, ci ha visto la nuova Europa che finalmente si sveglia, la grande addormentata che si risveglia. C'è una frase importante che appartiene a Voltaire e all'illuminismo, scrive il direttore del Sole 24 Ore. Io combatto la tua idea che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea possa esprimerla liberamente. Che poi tra l'altro, detto per inciso, non è neanche di Voltaire la frase, ad ogni modo è stata attribuita a Voltaire, così è passata. Questo giornale ha scelto tale frase come comandamento fondante dell'incontro delle religioni del terzo millennio, che vuole testimoniare la forza dell'abbraccio di un padre e di un figlio e mette insieme l'ebraismo, l'intero cristianesimo e la parte più autentica dell'Islam, scrive il Sole 24 Ore. Anzi, scrive il suo direttore Roberto Napoletano, rilanciando poi quella solita solfa, chiamiamola così per sintesi, delle tre religioni abramitiche. Tutte e tre le religioni monoteistiche hanno le radici in comune, quindi alla fine sono tutte uguali. L'Islam, anzi no, perché qui è più sottile il direttore del Sole 24 Ore, la parte più autentica dell'Islam, perché ce n'è poi una meno autentica, l'ebraismo e l'intero cristianesimo. Avevamo scritto che l'Occidente non si illuda che le libertà conquistate siano eterne, si ricordi che vanno riconquistate ogni giorno. Qui è un'autocitazione. Roberto Napoletano cita se stesso dopo aver citato le tre grandi religioni monoteistiche. L'Occidente non si illuda che le libertà siano eterne e vanno riconquistate ogni giorno, senza cadere nella tentazione rozza di dividere il campo di musulmani tra buoni e cattivi, e senza solleticare e ingrassare populismi e spinte xenofobe vecchie e nuove. Risponda piuttosto l'Occidente con la ragione dell'Europa, l'Europa della sicurezza e dell'intelligence. L'allarme deve scattare in casa nostra e negli altri paesi, tagliando i ponti con le anime radicali e i loro sponsor arabi e musulmani. Risponda l'Europa con gli Stati Uniti d'Europa. Questo è il nuovo Dio, diciamo così. Un po' laicotto, laicista, laido, quel che volete, è la risposta al nuovo terrorismo. Gli Stati Uniti d'Europa, la forza politica del più grande mercato di consumo al mondo, che decide finalmente di dire la sua non solo con la moneta unica, ma anche con un bel esercito unico, un esercito unico europeo. Non si possono fare sconti, non vanno sottovalutati gli effetti di emulazione.
quando il metodo è sanguinario e il bersaglio diventa l'informazione, la libertà di parola e di opinione di tutti, i valori fondanti della convivenza civile che abbiamo costruito nei secoli. Questa fine della citazione, cioè Napoletano ha citato il suo articolo di qualche tempo fa. C'era qualcosa di profondamente vero, prosegue oggi il direttore del quotidiano di Confindustria, nelle facce e negli occhi di chi manifestava domenica a Parigi, da Piazza della Repubblica a Piazza della Nazione. Il percorso delle manifestazioni della sinistra francese è diventato il percorso della nuova Europa contro il nuovo terrorismo. Il popolo europeo ha urlato che le stragi di Parigi nelle redazioni di Charlie Hebdo e in un supermercato ebraico hanno colpito al cuore la libertà d'espressione e di satira e tutte le libertà insieme che appartengono al mondo libero, ma soprattutto il popolo europeo, che Napoletano ha visto in piazza a Parigi evidentemente, ha urlato che bisogna essere in grado di rispondere ai nuovi califfati, alle milizie dello Yemen e a tutti quelli che armano questa violenza disumana colpo su colpo, con l'intelligenza della politica e la forza delle sue strutture di intelligence, di sicurezza, di polizia e militari. Se si vuole che l'emozione non duri qualche ora o qualche giorno e bruci la speranza, e allo stesso tempo si vogliono rendere davvero sicuri i cittadini europei, bisogna dunque, conclude il direttore del quotidiano di Confindustria, che l'Europa operi alla voce fatti e la sua scelta politica, si doti di una politica estera e di difesa comune, dimostri che sullo scacchiere geopolitico e economico mondiale c'è un popolo di centinaia di milioni di cittadini europei che è guidato da uno Stato europeo e si muove con la forza e la saggezza di quello Stato europeo. Per le strade di Parigi non c'era Obama, errore gravissimo, ma quando l'Europa la smetterà di aspettare che arrivino gli americani? Dopo gli obbrobri dell'austerità senza limiti e la morte di quello spirito solidaristico costituente che è appartenuto ai fondatori Monnet, Adenauer, De Gasperi, ma anche ai successori Kohl, Delors e tanti altri, è ora che l'Europa dimostri di esistere, riprenda a investire, usi la leva dell'azione monetaria unica, scommetta su se stessa e affronti a viso aperto le sue laceranti disuguaglianze interne. Sono europeo, scriviamo a fianco, infatti in prima pagina c'è un manifestone con scritto sono europeo in tutte le lingue dei 28 paesi dell'Unione Europea e ognuno di questi 28 paesi lo ripeta nella sua lingua, ma bisogna che dietro le parole si avvertano il sogno e l'orgoglio di un grande progetto comune di crescita. La macchina dell'Europa ha bisogno della benzina della politica e non basta una passeggiata emozionante a braccetto per le strade di Parigi. Servono fatti, servono subito, altrimenti gli egoismi nazionali torneranno a vincere e l'orgoglio europeo ritrovato si dileguerà. Per rispondere al terrorismo, una nuova Europa, un esercito europeo, lo Stato e gli Stati Uniti d'Europa e via dicendo. Che uno dice, ma la connessione qual è? Cioè qual è la connessione logica, fattuale tra queste due cose? Il terrorismo islamico da una parte e la nuova Europa, il nuovo Stato europeo dall'altro. Evidentemente il collante è l'emozione. Sulla base dell'emotività uno tenta di far passare cose che non c'entrano niente una con l'altra. Mentre vi concludo tra gli stimoli della giornata odierna con Italia Oggi. Qui c'è un articolo del sempre interessante Gianfranco Morra, interessante anche quando uno può non condividere evidentemente, anzi spesso è così, quando non si condivide si può essere attratti diciamo da un articolo per il motivo che non lo si condivide, ma innesca comunque una riflessione. In ogni caso la tesi di Morra è questa: la libertà di stampa è sacra e inviolabile. Tuttavia, come si dice, scatta il tuttavia, l'aggressività, il dileggio, il sistematico sputtanamento dei valori degli altri è inammissibile. E la celebre frase con la quale Voltaire difendeva la libertà di tutti, tra l'altro, non fu mai detta da Voltaire stesso. Comunque, detta o non detta, è entrata come voltairiana nel dibattito pubblico. Orrore, sgomento, pietà, la spietata esecuzione dei vignettisti francesi unisce milioni di uomini, il tweet Je suis Charlie, una parola d'ordine per chi crede nell'uomo e nella libertà di espressione, divenuto il motto di una grandiosa manifestazione di capi di Stato europei. Quella strage offende l'intero genere umano, scrive Morra, proprio come la distruzione della libertà e della dignità che i comunisti russi avevano imposto ai popoli satelliti aveva indotto Kennedy ad affermare «sono berlinese».
Je suis Charlie. Ok, giusto, faccio mio quel motto per 3 ragioni. Primo, l'uomo non è un'isola, la campana suona per tutti. Ancora, perché il mondo islamico ha voluto colpire in quelle persone la libertà di espressione, elemento dell'anima dell'Occidente. Infine, perché tutti i giornalisti di Charlie Hebdo hanno dato prova di coraggio. Sapevano da anni, dopo le minacce e la distruzione della redazione, che erano sotto tiro. Hanno continuato il loro mestiere. Grande ammirazione per loro. Sono stati un esempio, scrive Morra. Ciò che non posso accettare è invece Charlie Hebdo. Intendo il modo come è fatto il giornale satirico, che mi sembra lontano dalla autentica democrazia. La libertà di stampa è inviolabile, ma l'aggressività, il dileggio, lo sputtanamento dei valori degli altri è cosa inammissibile. Criticare, ironizzare, demitizzare sono certo cose lecite, ma quando l'umorismo esce dai binari e diviene oltraggio e denigrazione dei valori più alti dell'uomo, l'apparente libertà di espressione diventa libertà di offendere. Certo, non è facile stabilire il confine tra l'uso legittimo e utile dell'umorismo e la sua degenerazione nel rifiuto di tutto, che troppo spesso confluisce nell'indifferentismo e nel nichilismo. Di certo questo confine era toccato e anche oltrepassato da Charlie Hebdo. Si dirà che un giornale satirico non può fare altro, è vero, ma solo fino a un certo punto, oltre il quale la satira diventa contumelia. Le pesanti e talvolta volgari derisioni del settimanale andavano soprattutto contro l'islamismo, ma non mancavano vignette contro le altre religioni. Ricordo quella che raffigurava la Trinità cristiana come 3 gay in opera uno dietro all'altro, o questo è il mio corpo, detto da Papa Ratzinger, che non consacrava l'ostia, ma un preservativo Durex. Ma si dirà, ciascun uomo non ha il diritto di criticare e rifiutare le idee degli altri? Certo che ce l'ha, scrive Morra, guai se non l'avesse. Ma c'è critica e critica. Si pensi all'uso del velo nelle donne islamiche. Spesso è un costume imposto, ma non di rado è un atto volontario, testimonianza di identità. Critichiamolo pure, ridiamoci sopra, ma se siamo democratici non possiamo impedirglielo, come faceva la Santanchè quando andava a strapparlo dal volto delle islamiche, oppure più subdolamente come la legge francese che impedisce l'ostensione di simboli che manifestino appartenenza religiosa. Non solo i veli islamici, ma i crocifissi al collo tolti alle hostess. C'è in questi fanatici della liberté un revival dello spirito voltairiano, certo utile nella critica delle vecchie superstizioni, ma solo quando non diviene nuova religione laica e fanatica. Voltaire scrisse un trattato sulla tolleranza. Una sua frase è stata usata come cartello nella manifestazione di Parigi. Non sono d'accordo con ciò che dici, ma sono pronto a dar la vita perché tu possa dirlo. Peccato che non l'abbia mai detta, fu inserita nel 1906 da Evelyn Beatrice Hall nella sua biografia di Voltaire. Ma come accordare la sua tolleranza con quanto scriveva nel 1760 ad D'Alembert e usava ripetere alla fine delle sue lettere che la religione cattolica è un infame da schiacciare? Peraltro noi abbiamo letto invece il Maometto scritto da Voltaire, vi ricorderete, qualche anno fa. E in ogni caso il tono del discorso di Morra è questo qui. Fino a un certo punto si può arrivare, ma non oltre nel diritto di credere. È una variante, diciamo così, del troppo laico, dei laicisti di Avvenire, certo più soft, ma siamo sempre in quei paraggi lì. Con ciò noi adesso ci salutiamo, vediamo se l'agenzia ANSA ha messo in primo piano qualcos'altro. C'è la notizia d'apertura adesso, legion d'onore ai poliziotti uccisi. Il presidente francese Hollande dice forti di fronte al fanatismo e riconosce appunto e dà questo riconoscimento, onorificenza postuma ha consegnato il presidente ai poliziotti uccisi. Con questo noi ci salutiamo, prima però andiamo ad ascoltare quello che ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo l'intervento di Renzi al Parlamento europeo in chiusura del semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea da parte dell'Italia. Grazie Presidente. Ma il semestre non è bocciato dalla Lega Nord, è bocciato da quest'Aula. Io vorrei che per 10 secondi i cittadini in tutta Europa che ci stanno seguendo via TV e via web non vedessero la mia bella o brutta faccia, ma grazie alle telecamere inquadrassero quest'Aula, girando. È il nulla, è il deserto, è la degna fine di 6 mesi di chiacchiere. Neanche gli uomini del partito di Renzi
hanno perso qualche minuto del loro tempo per ascoltare il suo nulla. Evidentemente quest'aula deserta è la miglior risposta alle parole al vento di chi ci ha dato 80 pagine 6 mesi fa. Abbiamo letto Europa un nuovo inizio. Oggi ci dà altre pagine su quello che è stato fatto. Cosa ci rimane in mano? Disoccupazione ai massimi storici. Una moneta sbagliata come l'euro che nessuno rimette in discussione. Sulla difesa delle imprese zero. Sulla difesa del Made in Italy zero. Sulla difesa delle imprese europee dall'invasione dei prodotti contraffatti dalla Cina zero. Cambiare la direttiva Bolkestein che sta mettendo a rischio migliaia di lavoratori del settore balneare zero. Difesa dell'agricoltura zero. 4.000 aziende del riso a rischio perché siamo invasi dal riso che arriva dalla Cambogia zero. Aziende di frutta e verdura zero, preferite fare gli accordi col Marocco. Nel nome del dialogo chiudono le aziende in Europa e aiutiamo le multinazionali che vanno a investire in Nord Africa. Geniale. Ci occupiamo dei problemi di mezzo mondo, ci sono 2 soldati europei da anni trattenuti in India, rimandati avanti e indietro, zero. Immigrazione, avete cambiato i nomi ma non cambia il senso, potete chiamarlo Mare Nostrum, Triton, Pippo, Pluto o Paperino, è in corso un'invasione senza precedenti che mette a rischio l'incolumità di milioni di cittadini europei. Su questo cosa avete fatto? Zero. La Russia, ma in un momento come questo invece di andare in giro a Parigi, giustamente come hanno fatto tante persone per bene, dialoghiamo con la Russia, che deve essere un nemico contro l'estremismo islamico. Di una cosa sono contento, di questo nulla. A pagina 11 del suo programma c'era l'intento di riavviare i negoziati per far entrare la Turchia in Europa. Fortunatamente il suo nulla ci ha evitato anche il riavvio di questi negoziati. Grazie, in bocca al lupo e viva la Lettonia che sicuramente saprà fare qualcosa di più rispetto alla drammatica presidenza italiana.